è proprio stata molto, diciamo, all'ultimo voto e quindi è stato molto emozionante fino all'ultimo, quindi eccoci qua, adesso c'è da lavorare. L'alleanza con Manetta è stata decisiva alla fine. Analizzeremo i voti, ma io credo che sì, che sia stato importantissimo dare questo segno di unità alla città. Credo che sia stato fondamentale che anche tutti ci sentissimo parte di un unico progetto e quindi tutta quella parte della città che voleva qualcosa di diverso da quello che veniva proposto dagli altri. È stato importante essere uniti, viaggiare uniti verso questa meta, quindi io ci ho sempre creduto, ci ho creduto allora, lo pensavo che fosse, ci abbiamo tutti e due creduto fin dall'inizio, abbiamo pensato di dare almeno un segno di unità alla città che attendeva da tanto tempo, un segno di unità tra forze simili e quindi l'abbiamo fatto con questo spirito e ecco, sono contenta che la città, sia pure per pochi voti, abbia risposto così. In ogni caso credo che possiamo dialogare anche con la parte dei cittadini che non ci hanno fatto, quindi sono convinta di questo. Commento dell'affluenza ancora più bassa? È sempre più bassa l'affluenza, di solito al secondo turno e in qualche modo è stata contenuta, però è sempre bassa, questo non è un bel segno e dobbiamo sicuramente interrogarci su questa cosa qua. Come... le priorità? Le priorità sono, ecco, capire insieme dove iniziare, con quale squadra e quindi metterci insieme intorno a un tavolo e fissare quelle che sono tutte A chi dedica la vittoria? La dedico a tutto il mio gruppo, alle persone che mi sono state vicine anche nei momenti più difficili, la dedico alla mia famiglia, mio marito soprattutto, che mi è sempre stato vicino e anzi è stato, ecco, la persona che mi ha aiutato in tutto questo percorso.